buon pomeriggio a tutti da Veronica Pisano, cantante folk sarda, e da Maurizio Gastaldi, polistrumentista, compositore. Salutiamo i nostri amici. Oggi sono truccata e mi è anche sceso il trucco, ha fatto in tempo a scendere perché stavo registrando per Itazenda un coso, le domande per Itazenda. Sapete bene che li ho intervistati, li ho intervistati per voi. Itazenda ci sono, quindi stavo registrando le domande. Alcuni di loro hanno già registrato, altri no, quindi noi stiamo aspettando le loro risposte. Comunque l'intervista è quasi già pronta. Salutiamo i nostri follower. Damiano Satta, Demetrio Di Pasquale, Gianfranco Carboni, Laura Canton, Vladimir Chmierovski, Marinella S e suo marito Pier Riccardo Di Girolamo, e tanti auguri per il bambino, per il figlio che ha fatto la cresima questa domenica. Infatti non erano presenti alla live e mi stavo preoccupando, dicevo: ma Pier Riccardo e Marinella S dove sono finiti? Ed erano a mangiare il ristorante, poi li ho visti nelle foto. Gigi Nardini, e quando penso a Gigi Nardini mi viene in mente il miele, ma non solo il miele, anche tutti i prodotti tipici friulani, le creme, tante cose. Poi Nicoletta Vitale, la salutiamo, sempre del Friuli Venezia Giulia, una mia carissima amica e presentatrice, e presenta anche un programma sul mio canale YouTube, quindi seguitela, ogni fine settimana pubblichiamo un suo video molto interessante, i consigli di Nicoletta Vitale. Salutiamo calorosamente anche Ilenia Ciccone, la sosia di Madonna, il mitico giornalista Silvio Cherchi di Radio Bonaria, e vi ricordiamo di seguirci su Radio Bonaria, soprattutto adesso, anche in prossimità del Natale, perché andrà in onda una puntata sul Natale con me, Maurizio e Silvio Cherchi, molto bella, seguitela. Non so esattamente quando, poi farò la locandina e ve lo farò vedere quando sarà. Salutiamo l'erboristeria della dottoressa Speziale, Monica, la farmacista Monica, bravissima, ha una cultura spaventosa. Voi andate dalla Speziale a Cagliari, chiedete a Monica qualsiasi cosa, anche alla dottoressa ovviamente, però io trovo sempre Monica e mi accontenta in tutto. Voi potete chiedere qualsiasi cosa e questa ragazza è preparatissima. Francesca Melis, salutiamo la professoressa Francesca Melis. Poi salutiamo Angela Melis, e non sono parenti. Poi salutiamo i Bertas, li aspettiamo a Radio Veronica Pisano Superstar. Come sono venuti in azienda, verranno anche i Bertas e i Collage e altri. E salutiamo appunto anche Itazenda, li salutiamo e in loro onore facciamo questa canzone molto bella. Ho scritto il titolo qui nel video: Sos ojos de una llana, de sta llana, scusate. Centro di più la cosa che Maurizio non si vede, ecco qua.
Vento in sa cara mia, sa vacanza escolente, eu no zero samancia, dos delfinos giugente, in cui si perde samento meu, fra le che so socios tuos, so socios de una hiena. Suframento teu nistiu, teu pizzino insanae, e sentido ancora più iscurtente sfumare, affonda in cue stamento meu, profundo que so socios tuos, so socios de una llana. Satirantella strazzende su uno squesso sale, noi sprimos asie insano. Satan sates sayana. Musica. Apoi pendetos delfinos que sofia morende, lianos asie insano. Satan sates sayana. Stavo provando l'urletto dove stava meglio, poi mi riascolto e vedo un po' dove stava meglio l'urletto, poi lo inserirò. Perché questo urletto sta bene un po' dappertutto, quindi si può inserire in varie canzoni. Bravissimo Maurizio Gastaldi. Ecco, volevo dire una cosa, mi avvicino un attimo, anzi voi vi avvicinate, avvicino il coso. Ecco, volevo dire una cosa alle persone che scrivono sotto commenti un po' così, che non stanno in piedi. Praticamente sono delle violenze che cercate di farci, no? Anzi, in questo caso a me, perché avevate scritto il mio nome, poi ho cancellato. Tanto tutti i messaggi che scrivete negativi io li cancello, quindi non serve a niente. Il bene più prezioso che abbiamo in questo mondo è il tempo, quindi se sprecate tempo nel scrivere messaggi negativi, tanto io li cancello, non vi serve a niente. Poi la violenza cos'è? Il bullismo, perché voi siete dei bulli, sono dei traumi irrisolti che avete dall'infanzia, quindi esistono degli specialisti per farvi curare. Maurizio le sente tutti i giorni queste cose, perché adesso sto studiando un po' di psicologia e riesco a capirvi più o meno, no? Quindi chi fa il bullo in realtà per legge di come si dice, come c'è il verso esiste l'inverso, chi è bullo è stato bullizzato. Quindi mi dispiace per voi, per quello che avete subito da bambini, però risparmiatevi il tempo, perché io cancellerò qualsiasi messaggio scriviate qui sotto,
negativo ovviamente, sono bene accetti i messaggi positivi, quelli negativi teneteli per voi, guardatevi allo specchio e dite esattamente quello che vorreste scrivere a me. Per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo. Ciao!